Conclusi i festeggiamenti in onore del compatrono di Agrigento. Il ritorno dei piromani. A Messina le fiamme vicino le case, incendi dolosi in provincia di Agrigento. La commozione e il ricordo del grande campione da parte di un castro filippese che ha ospitato Luisito. A Favara la consegna dei riconoscimenti, tra i premiati la locale tenenza dei Carabinieri. Per l'Acragas altre 3 conferme. Buongiorno da TVA Notizie. Conclusi ad Agrigento i festeggiamenti in onore del compatrono San Calogero. Ieri sera il simulacro ha fatto rientro nel santuario tra 2 ali di folla. Il popolo dei devoti al termine della processione ha seguito i tradizionali fuochi d'artificio. Il servizio di Margherita Trupiano. Era circa l'1 di notte quando, dopo un anno di rivieni composto da 3 tentativi, San Calogero ha fatto rientro al santuario, nell'abbraccio del suo popolo, fatto di fedeli festanti che non lo volevano lasciare e alla fine hanno anche forzato qualche divieto, dapprima inviando sulla statua i bambini a baciarlo e poi non trattenendosi e violando con grande delicatezza la regola del veto di arrampicarsi sul simulacro e abbracciarlo e baciarlo. Lo hanno fatto tante giovani ragazze e anche qualcuno meno giovane. Un fiume di gente, il solito, ha accompagnato e partecipato con gioia alla serata di chiusura degli 8 giorni di celebrazioni per quel copatrono che è per gli agrigentini un santo e largitore di grazie, ma è anche l'amico della porta accanto, il complice, il compagno di sorrisi e di marachelle, che viene per questo da sempre tenuto tra le braccia, sfiorato dalle labbra, toccato da quel popolo che con lui ha un rapporto unico e speciale. Accompagnato da quel rullo di tamburi che è unicamente suo, San Calogerino, che rappresenta un patrimonio culturale di tutti come lo è quella festa, che tra urla che lo acclamano, pane benedetto ed ex voto si muove tra fede e baldoria, tra lacrime e gioia, tra palloncini colorati, profumo di torrone e cibo di strada e spettacolari fuochi d'artificio. Quest'anno la novità della necessità di dare qualche regola dettata dalla normativa sulla sicurezza ha creato non poco scompiglio tra fedeli e portatori, ma tutti si sono adeguati o se hanno compiuto qualche strappo alla regola lo hanno fatto con molta misura e probabilmente anche nella consapevolezza di quanto quelle tanto criticate restrizioni sulla sicurezza avevano nel corso della mattinata salvato la vita ad un fedele colto da infarto cardiocircolatorio. E alla fine una soluzione che ha permesso di gestire la festa tra normative stringenti e partecipazione che tra fede e appaganesimo ha permesso ai fedeli di viverla si è trovata e ce ne hanno dato testimonianza sia il parroco del santuario di San Calogero che il sindaco di Agrigento. Con orgoglio possiamo dire che tutto quello che è stato prescritto dalla questura e dalla prefettura è stato rispettato quantomeno in parte dai portatori, dalla popolazione forse un po' meno, ma di fatto tutto sommato è stata una gran bella festa. San Calogero ha riabbracciato nuovamente Agrigento, è stato portato per le vie della città, c'è stata un'affluenza di persone anche per tutte quelle che sono state le attività che abbiamo proposto in santuario, momenti di preghiera, di adorazione e quant'altro, e di conseguenza sono ben felice di dire che l'edizione 2023 è andata parecchio bene. Un suo parere? Si è conclusa stasera la festa di San Calogero, penso che si è conclusa in maniera molto positiva. Ringrazio le forze dell'ordine per il grande supporto che ci hanno dato, ma ringrazio anche i portatori perché sono stati eccezionali, ordinatissimi, e hanno portato avanti la festa con molta sollecitudine, ma anche in maniera molto educata. Ringrazio anche tutta l'intera cittadinanza, penso che anche per quest'anno siamo soddisfatti. Nonostante le restrizioni che ci sono state, lamentele, insomma. Le restrizioni sono dovute proprio per la sicurezza, anzi se non ci fossero non sarebbe possibile effettuare queste manifestazioni.
Archiviata la festa, resta l'attesa di quanti lo hanno pregato e la speranza della sua potente intercessione per ricevere le grazie che hanno chiesto. Resta il profumo del buon pane al seme di finocchio, il rullo dei tamburi e la musica della zingarella che lo accompagnano, le immagini dei sorrisi di un popolo in festa che prega e partecipa alle celebrazioni mettendo da parte moderazione e severità che sarebbero idealmente elementi di una manifestazione religiosa. Resta dunque quel popolo che nella sua semplicità dell'esserci si lancia in invocazioni richiamando la sua attenzione ad alta voce, che da chiamamo con aiuta a Evviva San Calò squarciano il vociare intenso dei fedeli e raggiungono il Santo Nero mentre sembra alzare lo sguardo da quel libro che sta leggendo, guardare la sua gente come a voler dire: sono qui, vi sento, sono la vostra storia e la vostra fede e lo sarò finché ci sarete e anche dopo. E prima dell'entrata di San Calogero nel santuario, un lungo applauso si è levato dalla folla all'indirizzo di due giovani, fratello e sorella, figli della coppia di Fontanelle tragicamente scomparsa. Si tratta di Simone e Sara, i quali hanno fatto volare un palloncino bianco a forma di cuore per la mamma Ilenia, un gesto che ha creato una immensa commozione. A testimoniare la vicinanza per i due ragazzi, l'applauso della gente. E veniamo agli incendi. Domenica di fuoco a Messina con le fiamme che lampiscono le case. Paura ieri a Messina per un incendio che ha interessato l'isola ecologica di Pistunina. Il rogo è partito dalle colline messinesi. Inizialmente l'incendio ha interessato alcune sterpaglie, ma poi si è propagato in località Bivio Zafferia, minacciando anche delle abitazioni. Scattato l'allarme, è subito intervenuta una squadra di vigili del fuoco che ha cercato di circoscrivere il rogo. Le fiamme alimentate dal vento si sono però propagate anche all'isola ecologica di Pistunina, trovando facile innesco tra i cassoni della differenziata contenenti carta, plastica e legno. Danneggiate seriamente una tettoia e un capannone adibito a falegnameria. Sul posto sono state fatte convergere 2 autobotti dei Vigili del Fuoco, l'autoscala e la squadra Vigili del Fuoco Boschiva. Il comune ha inviato sul posto un autobot e vari mezzi di protezione civile. Le operazioni di soccorso e di spegnimento delle fiamme sono state dirette personalmente dal signor comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, dottor ingegnere Felice Iracà, collaborato dal funzionario di guardia. Diversi incendi, una quarantina in tutto, purtroppo dolosi, si registrano in provincia di Agrigento. Interessata anche Villa Lizzi al Viale della Vittoria. La situazione più grave nella riserva di Torre Salsa a Siculiana e ancora a Licata e Palma di Montechiaro. È il caso di dire che è iniziata la stagione dei maledetti piromani che bisognerebbe una volta e per tutte fermare con provvedimenti drastici e pesanti sanzioni. La scomparsa di Luisito Suarez, il ricordo del campione da parte di colui che lo ha ospitato assieme ad Altobelli nella sua casa di Castrofilippo. Vediamo. Suarez, detto Luisito, regista della grande Inter degli anni 60, scomparso ieri, ha lasciato un grande vuoto tra i nerazzurri. Aveva 88 anni. Per il presidente della FIGC Gravina, Luisito ha regalato perle di bellezza per tutti gli appassionati, ispirando generazioni di calciatori e tifosi. All'Inter lo portò Elenio Herrera. Suarez è stato pallone d'oro nel 1960. I tifosi interisti agrigentini
Lo hanno conosciuto nel 2010, anno in cui assieme a Spillo Altobelli arrivò a Castrofilippo grazie al castrofilippese Giacomo Petralito, procuratore sportivo di grandi campioni e grande amico di Angelo Arnone, interista doc. Ed è con Angelo Arnone che vogliamo ricordare Suarez e avere qualche anticipazione dell'iniziativa in cantiere proprio a Castrofilippo domenica prossima. Angelo Arnone, oggi è morto il grande Suarez. Tu sei riuscito a portarlo a Castrofilippo nel 2010, che ricordo hai? Posso dire che è stato un ricordo meraviglioso, con la presenza anche del campione del mondo Altobelli, e tramite l'amicizia con Giacomo Petralito, che si può dire che siamo cresciuti insieme prima che lui partisse per la Svizzera, e quando per scherzo mi diceva: Angelo, chi vuoi che porto in paese a livello di campioni? Mi sembrava uno scherzo quando mi ha detto: ti porterò Spillo Altobelli e il grande Luisito Suarez. E invece si è verificato quando nel 2010, proprio l'8 ottobre, a Castrofilippo, e vedi caso dal balcone, che allora abitavo in piazza, dal balcone si sono affacciati Altobelli e Suarez con tutta quella meravigliosa gente, interisti e anche gli altri colori che naturalmente hanno apprezzato i due campioni a Castrofilippo. E tramite l'amicizia con Petralito siamo arrivati a portarli qua, e oggi, quando ho sentito la notizia così triste della morte di Luisito, devo dirvi che per carità, l'età c'è, 88 anni, però la scomparsa di Luisito scompare un pezzo di storia del calcio mondiale. Ecco appunto un pezzo di storia che se ne va. Angelo, domenica prossima a Castrofilippo, a parte il ricordo ancora di Suarez, ma ci sarà una festa interista. Vuoi accennare qualcosa? Sì, per me è una grande gioia per domenica 16, dove verranno anche gli interisti degli altri paesi, e che si verificherà una festa interista che dà qualcosa di meraviglioso allo sport, perché interista significa, diceva il grande Moratti, significa sentimento. E questo sentimento domenica sarà trasmesso a tutti. E domenica ho una grande gioia, a prescindere dalla festa interista, dove per l'inno dell'Inter canterà mia nipote, oggi famosa per aver partecipato a The Voice di Antonella Clerici. Ecco, parliamo di Mia Arnone, la bellissima Mia Arnone, la bambina che ha incantato Castrofilippo. Sì, e nel momento in cui, questo particolare lo devo dire, quando gli hanno chiesto lì nella trasmissione televisiva di dove sei, già la pelle mi diventa d'oca, quando ha detto sono di Castrofilippo, provincia di Agrigento, non potete capire subito dopo le telefonate degli emigranti, specialmente quelle degli Stati Uniti, che mi hanno chiamato: Angelo, ci ha fatto piangere, proprio commuovere. Bene, appuntamento a domenica allora. Grazie. Operazione a tutela del territorio da parte della Polizia Metropolitana di Messina. Continua senza sosta l'azione della Polizia Metropolitana di Messina al comando del colonnello Giardina Giovanni, rivolta alla tutela del territorio. Due operazioni in particolare. Nella prima è stato individuato un autocarro che percorreva il torrente Tono, luogo purtroppo di sversamento di rifiuti di ogni genere. L'autocarro trasportava rifiuti speciali pericolosi e non. Il conducente non ha dato indicazioni in merito al trasporto e non era in possesso delle necessarie autorizzazioni. Per tale motivo il veicolo è stato sottoposto a sequestro giudiziario e il conducente deferito all'autorità giudiziaria ai sensi del Codice dell'Ambiente. Nella seconda operazione è stata riscontrata nel villaggio di Rodia la realizzazione di una rampa di collegamento tra il lungomare e la spiaggia sottostante, rampa realizzata senza le necessarie autorizzazioni.
Per tale motivo la rampa è stata sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi del Codice della Navigazione. Importante il contributo della sezione Polizia Ambientale della Polizia Municipale di Messina, coordinata dagli ispettori Visalli Giacomo e Peditto Cosimo. Domani anche Palma di Montechiaro ricorderà lo sbarco degli alleati in Sicilia. Per l'occasione l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Castellino ha organizzato la manifestazione La Via dello Sbarco. Verrà scoperto un pannello in cui sono descritti i fatti avvenuti nel territorio palmese. Consegnati sabato a Favara i premi del concorso letterario Ignazio Buttitta, un altro successo per la presidente Lina Urso Guicciardino. Margherita Trupiano. L'indefesso impegno della presidente Lina Urso Guicciardino ha consentito che fossero oltre 500 i poeti e gli scrittori partecipanti al concorso letterario Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta, 24esima edizione, svoltosi sabato sera nel piazzale del Parco Letterario Pirandello di Agrigento. Un grande lavoro per la giuria che ai premi del concorso letterario ha affiancato anche la consegna dei premi speciali destinati a siciliani che si sono particolarmente distinti in vari campi. Riconoscimenti sono andati a Marzia Sabella, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che ha per la prima volta concepito, costruito e applicato a Palermo una nuova fattispecie di reato. A Michele Guardì, uno dei più importanti e prolifici registi e autori televisivi, a Dario Cartabellotta, dirigente generale della regione siciliana, per il contributo dato ad un miglioramento tangibile dei servizi regionali, a Silvio Benedetto, maestro italo-argentino che nella sua attività artistica ha sempre diffuso la cultura siciliana e mediterranea, a Pietro Moceo, studioso della lingua siciliana, Giuseppe La Rosa, musicista e didatta, Francesco Nobile, cavallerizzo che è diventato uno dei maestri di equitazione più apprezzati in Europa, al gruppo etnofolk Diapason per il repertorio che ha promosso con un'accurata ricerca delle fonti. E ancora la tenenza dei Carabinieri di Favara, pilastro fondamentale per la sicurezza e la legalità nella città. La manifestazione condotta dal giornalista Giuseppe Moscato è stata allietata dall'esibizione dei maestri Salvatore Sciacca alla chitarra, Angelo Sanfilippo alla fisarmonica e con loro la cantante Giusy Pitruzzella e il gruppo di Apason. Intanto vediamo i vincitori del premio per la sezione poesia: primo Mimmo Galletto, seconda Margherita Neri, terzo ex aequo Liliana Rigo e Rosa Di Martino. Sezione Cuntu, prima Grazia Dottore, secondo Pippo Bufardeci, terzo ex aequo Clementina Rotolo e Santina Paradiso. Poesia in italiano, prima Lia Lobue e Francesco Setticasi. Poesia in siciliano, Marco Scalabrino, primo posto, secondo Giovanni Grasso. Saggi storici, Antonio Palermo, Elio Di Bella, Pasquale Cucchiara. Saggi letterari, Federico Guastella. Sezione narrativa, un ex aequo per Ester Rizzo e Giacomo La Russa. Al secondo posto Federico Licalzi. Per la sezione fotografia, Edoardo Cicala. Per la sezione attualità ex aequo Nicolò D'Alessandro e Raimondo Moncada. Per il testo teatrale Anna Rita Spinello. Ciantono è una parola siciliana che usiamo solo a Casteltermine, indica una gran confusione, voci che sopramettono. Usare un titolo siciliano per un libro italiano è per me una ragione di orgoglio. Io sono sempre stato orgoglioso di essere siciliano, sin da quando c'era ancora la televisione a carbone. Immagino, ho cominciato con Pippo Baudo a Milano con Secondo Voi, e a Milano c'erano tutti i tecnici, gli operatori che parlavano tra di loro in milanese. Mio cugino Enzo ed io parlavamo in siciliano. Pippo disse: ma non vi capiscono? Si insignassero. Così come
così come loro parlano milanese io parlo siciliano e tuttora continuo a farlo facendo il comitato, facendo le trasmissioni. L'orgoglio di essere siciliani è un orgoglio che io mi porto appresso e vi ringrazio molto di questo premio perché è un'altra delle cose care che metterò nella mia biblioteca. Grazie a tutti, buona serata. Grazie Michele Guardì. Premio speciale della Presidenza. Piero, è vero allora che hai fatto voli veramente straordinari per essere qui stasera? L'ho fatto volentieri, buonasera a tutti. In questi anni non ho dato mai per scontato ogni riconoscimento. Credo che il riconoscimento individuale, collettivo, umano, artistico sia sempre importante. Ho sempre pensato che è il riconoscimento che nobilita il successo. Tornare in Sicilia, torno a casa. Passaggio della campana e apertura dell'anno sociale del Lions Club Agrigento Valle dei Templi. A Francesco Pira è subentrato Gioacchino Cimino. Celebrata la cerimonia del passaggio della campana del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, al presidente Francesco Pira è subentrato il dottor Gioacchino Cimino. Entrambi hanno ringraziato i soci per la stima dimostrata. Nel corso della cerimonia, alla presenza delle autorità leonistiche e Leo intervenuti e dei soci, sono entrati a far parte del club tre nuovi soci, Margherita Licata, Roberto Vella e Antonio Castelli. Al professore Pira sono andati ringraziamenti da parte di tutto il club per la sua operosità e lo spirito di servizio dimostrato in ciascuna delle tantissime attività svolte nel corso dell'anno sociale appena trascorso e che hanno consentito al club Agrigento Valle dei Templi di crescere ed essere sempre più presente nel territorio. Al subentrante presidente dottor Gioacchino Cimino un grande in bocca al lupo per un anno sociale ricco di servizio volontario in favore della nostra comunità e di chi ha bisogno, sicuri che saprà portare avanti l'attività leonistica del club verso altri straordinari traguardi. Presidente, al via il nuovo anno sociale con la sua presidenza, tanti gli obiettivi, il club aumenta anche la qualità dei soci e i riconoscimenti che arrivano al club Valle dei Templi da parte delle autorità leonistiche. Sì, come avete notato il club quest'anno è stato insignito di diverse cariche da parte del distretto e del nuovo governatore. Abbiamo 4 nuovi delegati, il professore Pira delegato ai giovani e al lavoro, la Mariella Andinoro delegata per la raccolta occhiali usati, l'avvocato Gaetano Salemi delegato per curare l'immagine del distretto e Susi Iacona è componente di un importante progetto, quello Kairos. I Lions come sempre saranno a disposizione del sociale, il nostro motto è We Serve, noi serviamo e quindi faremo in modo di essere presenti sempre in ogni luogo qua ad Agrigento per tutti coloro che hanno di bisogno. Francesco Pira, lasci il testimone a Gioacchino Cimino, un anno intenso quello tuo di presidenze, ma ricordiamo anche il tuo lavoro e il tuo impegno al Sosan. Sì, è stato un anno importante, abbiamo nel giro di 2 anni raddoppiato il numero dei soci, l'anno scorso abbiamo fatto 31 service sul territorio, abbiamo dato e donato alla nostra fondazione internazionale 2.800 euro. Sono risultati che ci rendono orgogliosi e che ci fanno sperare che in futuro questo club possa crescere ancora di più e sono certo che il presidente Cimino sarà capace di far volare ancora di più questo club. Poi io continuerò a fare il mio lavoro da delegato distrettuale su un tema veramente molto bello, giovani e lavoro, e continuerò la mia attività di presidente nazionale SOSA. Un impegno costante ma soprattutto un impegno al servizio degli altri. Mariella Andinoro, a consuntivo della sua attività di presidente di circoscrizione, oggi qui è anche come socia del Lions, una socia attiva e fattiva, un club che cresce riconosciuto anche dalle istituzioni nazionali del Lions. Stasera un grande momento celebrativo, il passaggio della campana, il passaggio tra il presidente Francesco Pira e il presidente Gioacchino
Gioacchino Cimino. Il presidente Pira lascia una grande eredità, un servizio di grande qualità, con tutto portato avanti con lo staff e con tutta la squadra. Il presidente Cimino stasera ha presentato il suo programma che sicuramente sarà di grande qualità, ricco di servizio e che porteremo avanti tutti insieme con la circoscrizione, con la zona, la circoscrizione, seguendo le linee distrettuali con del nuovo governatore Daniela Macaluso. Si avvicina il 19 luglio, giorno della strage di Via D'Amelio. Il servizio. In occasione del 31esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui morirono Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, il coordinamento 19 luglio ha organizzato il corteo di resistenza popolare Basta Stato Mafia, per un'antimafia intersezionale e sociale, assieme a diverse associazioni e movimenti che hanno aderito anche loro all'iniziativa. Il corteo partirà il 19 luglio alle ore 15 dall'Albero Falcone in via Notarbertolo e raggiungerà Via D'Amelio. Così il manifesto del coordinamento 19 luglio. Scendiamo in piazza perché la strage di Via D'Amelio non è solo l'evento in cui persero la vita il giudice Borsellino, Vincenzo Limuli, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina. Via D'Amelio è il luogo in cui avvenne uno dei più grandi depistaggi della storia della Repubblica, che partì subito con la sparizione dell'agenda rossa per mano di un funzionario di Stato e con le tante anomalie sul luogo dell'eccidio. Dopo 31 anni segnati da troppe ipocrisie e da silenzi istituzionali, pretendiamo dal governo il massimo impegno e la massima attenzione nel contrasto alle mafie e alla corruzione. Chiediamo l'apertura completa degli archivi dei servizi segreti degli anni delle stragi affinché sia possibile fare chiarezza sul comportamento, in primo luogo, degli agenti dello Stato. Vogliamo conoscere i nomi dei mandanti esterni delle stragi. La politica deve avere le carte in regola per combattere la mafia. Questo significa essere credibili nei propri comportamenti, significa valorizzare la questione morale, non legittimare figure politiche della nostra attuale classe dirigente come Dell'Utri, Cuffaro e molti altri. Avere le carte in regola significa inoltre valorizzare ciò che gran parte della politica sembra avere scordato. La lotta alla mafia si fa prima di tutto dando diritti, costruendo un mondo più giusto e meno diseguale, dando alternative al welfare criminale e non recludendola ad una semplice repressione dello Stato. Si fa inoltre percorrendo il solco già tracciato dai migliori esempi del movimento antimafia, da Pio La Torre a Peppino Impastato, dicendo no alla guerra perché la guerra è un business per le mafie, nelle mani di faccendieri, generali, politici e mafiosi che in nome della pace stanno portando il mondo alla distruzione. Si fa inoltre tutelando i beni comuni, l'ambiente, i territori, sempre più devastati dalle multinazionali che speculano sul greenwashing e dalle ecomafie che lucrano lungo l'intera catena di produzione e smaltimento dei rifiuti. Si fa tutelando una sanità pubblica adeguata, la dignità, la sicurezza nel lavoro, il reddito di base, il diritto ad una casa e a un territorio salubre, funzionale alle esigenze di chi lo vive. Si fa ancora non lasciando soli coloro che quotidianamente vivono dinamiche legate alle dipendenze patologiche. Si fa dunque realizzando un sistema che coniughi sviluppo con ambiente, progresso, con giustizia sociale, lavoro con diritti, per liberare ogni persona dalla precarietà e dai condizionamenti, dallo sfruttamento sociale, permettendo così ad ogni singola persona di autodeterminarsi, emanciparsi, riscattarsi. Per tutti questi motivi la lotta antimafia non può che essere intersezionale, perché solo unendo le istanze di tutte le lotte sociali potremo costruire un mondo più giusto, continuando il percorso che ci ha visto in piazza il 23 maggio contro le passerelle istituzionali,
Saremo anche in corteo il 19 luglio per portare istanze concrete, per opporci ancora una volta al puzzo del compromesso morale e ad ogni tipo di ipocrisia politica. E adesso pausa per la pubblicità, linea alla regia, tra poco. Operazione antimafia a Palermo, denominata Resurrezione, duro colpo al clan di Resuttana. Questa notte imponente operazione antimafia a Palermo. La Polizia di Stato, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica, ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del capoluogo nei confronti di 18 indagati, di cui 16 in carcere e 2 arresti domiciliari, ritenuti a vario titolo responsabili di associazione di tipo mafioso, estorsione con l'aggravante del metodo mafioso, concorsi in associazione di stampo mafioso, detenzione di arma comune da sparo. L'indagine che ha portato all'operazione avrebbe consentito di definire l'organigramma della famiglia mafiosa di Resuttana e avrebbe riconosciuto i ruoli apicali assunti nel citato mandamento da alcuni indagati, nonché i sodali operativi nella riscossione del pizzo in danno di esercenti di attività commerciali e imprenditori di zona, nonché il controllo e la gestione dei servizi funerari presso l'ospedale di Villa Sofia di Palermo, attività illecite che rappresentano per la famiglia mafiosa di Resuttana fonte primaria di guadagno. Il quadro indiziario riconosciuto dal giudice per le indagini preliminari ha dimostrato il capillare controllo del territorio esercitato dal sodalizio criminale anche attraverso la contiguità con alcuni professionisti di settore o appartenenti al locale mondo imprenditoriale. In qualità di indiziati emergono le figure di un commercialista gravemente indiziato di associazione di stampo mafioso in qualità di consigliere economico del capomandamento, di un notaio sospettato di concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, di un imprenditore edile sospettato di concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, di un imprenditore attivo nel settore della vendita di calzature sospettato di concorso in associazione di stampo mafioso ed estorsione aggravata dal metodo mafioso e infine di un imprenditore attivo nel settore della locale ristorazione ritenuto gravemente indiziato di associazione di stampo mafioso. Oltre ai provvedimenti cautelari personali, la squadra mobile e la sezione investigativa dello SCO sono state delegate alla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo a eseguire il sequestro preventivo delle società Almost Food SRLS e la GBL Food SRLS che gestiscono la nota catena di esercizi commerciali con insegna Antica Polleria Savoca. Tale provvedimento ablatorio è suffragato dal documentato controllo da parte del sodalizio criminale delle attività economiche con forme di penetrazione tale da poter rientrare nella nozione di impresa mafiosa. Taormina Arte Sicilia. C'è il servizio. Ritengo di poter affermare che in questo luogo magnetico che è Taormina al Teatro Antico si è celebrato un 69esimo Taormina Film Fest spettacolare che ha visto personaggi fantastici, star power che hanno sottolineato la rinascita di questo festival di cui la Fondazione ha voluto nuovamente riaffermare l'egida. Numeri strepitosi. La Fondazione Taormina Arte Sicilia ha voluto riportare la grande opera al Teatro Antico ed è per questo che si celebrerà con 3 opere importanti la rinascita anche di questo settore. Il trittico, Turandot, Cavalleria rusticana e pagliacci e poi tanta danza, prosa e concerti fondamentali che servono a riaffermare il genius loci di questo luogo. La Sicilia e Taormina sono stati il nostro modello. Abbiamo voluto ricollegarci con l'importanza che questo territorio ha svolto nei millenni come polo attrattore della cultura e vorremmo che attraverso la Fondazione Taormina Arte Sicilia si riaffermasse il valore strategico che l'arte ha nella società. Allora, questa produzione di trittico di Puccini io l'ho fatto dappertutto il mondo, io l'ho fatto a Macao, io l'ho fatto alla Francia. Io penso che qui è la prima volta che posso fare questo trittico dentro un teatro antico, ma un teatro antico veramente molto interessante. E è la prima volta anche per me di fare questa produzione su il teatro aperto. E io penso che Puccini con questo 3 titoli voglio provare al mondo della musica che lui possa fare una cosa molto interessante con il tabarro che è il verismo totale dentro questa musica. E poi
per Suor Angelica io penso a una musica un po' più mistica e più si dice in francese aérienne. Con il terzo opera, che è Gianni Schicchi, lui fa veramente la commedia. E Puccini dice a tutti, guardami, io posso fare verismo, posso fare musica mistica e anche la commedia durante una serata. E io penso che questo è il trittico di Puccini. Una cosa che per me particolare è l'acqua. Vedi che abbiamo qui, siamo sul palcoscenico, ma il palcoscenico ha l'acqua e l'acqua è si dice in francese il fil conducteur. La Seine a Parigi, dove si passa Tabarro, e anche Suor Angelica con l'acqua che è l'acqua benedetta, e poi l'acqua un po' più disastrosa che è l'acqua di Gianni Schicchi, perché Schicchi viene per questa acqua come se viene dalle fogne. Voilà. E questa è la liaison dentro le tre opere. Musicalmente parlando è una musica molto difficile perché appunto si passa dal dramma, dal verismo e il tabarro al misticismo di Suor Angelica, alla commedia brillante di Gianni Schicchi, per cui tre mondi sonori anche completamente diversi, tre linguaggi diversi per quanto sempre riconducibili al genio di Puccini, quindi difficile anche sotto il profilo musicale, sotto il profilo della direzione musicale, e proprio per questo è una grande sfida, una grande soddisfazione nel riuscire a metterlo in scena, appunto. Le prove sono partite il 19 di giugno, per cui in contemporanea con il Film Festival, quindi come diceva Forrest Gump sono un po' stanchina, però appunto con grande energia, voglia di fare e soprattutto veramente felice di condividere il palco con questi artisti e questi amici. Sono molto soddisfatta nella mia qualità di direttore artistico di questa produzione, il fatto di aver portato l'intero trittico così come Puccini voleva, perché Puccini non voleva che i tre titoli venissero separati come invece spesso accade, né tantomeno ridotto. Quindi è un'operazione complessa sicuramente, tre storie completamente diverse, tre tipologie anche vocali diverse, per quanto abbiamo degli interpreti talmente duttili e capaci che sono in grado di appunto ricoprire più ruoli contemporaneamente. Un grande sforzo da parte della Fondazione Taormina-Arte, ma altrettanta soddisfazione, devo dire la verità. Abbiamo un cast vocale di assoluta eccezione, tutti questi nomi sullo stesso palcoscenico, e sono ancora più soddisfatta del fatto che con noi, insieme a degli artisti con carriera decennale, appunto, pluridecennale appunto sulle spalle, ecco, al loro fianco ci siano dei ragazzi che noi abbiamo scelto assieme a Nicoletta Mantovani, assieme alla Fondazione Pavarotti, dei giovani talenti che sono convinta faranno un grande percorso nel mondo della lirica, e a cui volevo dare l'opportunità di esibirsi per la prima volta su questo palcoscenico, ma soprattutto di lavorare a fianco a questi mostri sacri appunto della lirica, e in effetti fin da subito si è creata un po' questa atmosfera di anzi da bottega, no? Nel voler trasmettere l'artigianato, il sapere, la conoscenza, insomma credo che si porteranno a casa una grandissima esperienza sia sotto il profilo professionale che anche umano. Prima di tutto vorrei parlare di questo teatro, di questa scenografia naturale dell'Enna dietro. È un teatro incredibile, eppure ha un'acustica meravigliosa. Tanti anni di storia, ho cantato direi in tutte le arene del mondo, però questa è qualcosa di speciale perché c'è la città che è magnifica, c'è un'accoglienza che è incredibile. Dove vai? Ti accetto, maestro, vieni qua, una cosa come era il vecchio, l'italiano vecchio, che questo mi fa sentire come in Argentina a me. Un dramma molto, direi, attuale, che vediamo che sempre c'è questo dove i giovani non lavorano perché c'è questo problema di vorrei pagare poco, di usufruire del lavoro. Per quello credo che è un tema che tutti devono vedere, questo del tabarro. E soprattutto il trittico, no? Il maestro Beatrice, che ha fatto con noi, soprattutto con l'orchestra, un lavoro magnifico, con il quale possiamo espressare tutte le espressioni. E io sono felice di essere qua con voi. Siamo allo sport. La società dell'Acragas ha annunciato altre 3 conferme. Si tratta di un senior e di 2 under che si sono messi in luce la scorsa stagione.
Si tratta del difensore Alessio Mannina e degli esterni Sandro Bruno e Simone Scozzari. E con questo è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.